potere al popolo. Che romanticone il nostro regista Francesco, e besame mucho, te penso, è come se te penso, a cosa pensi? Semivarin pensa al gas russo in questo momento, vedi un po' che pensieri malefici che abbiamo. Buongiorno, ben ritornati, Semivarin, potere al popolo, 7 minuti dopo le 11, siamo di nuovo in studio, tra poco il nostro studio si riempirà di artisti indipendenti perché alle 11:30 parleremo del concerto di primavera in programma giovedì 16 aprile alle 20:15 all'Auditorium di Nembro in provincia di Bergamo, e avremo qui qualche esempio musicale. Intanto però siamo tutti colpiti per l'intervista di Crosetto sul Corriere della Sera. Il rischio di questo conflitto è la follia. Hiroshima non ci ha insegnato nulla. In un mese molto potrebbe bloccarsi. Ci va giù pesante. Noi speriamo che non azzecchi assolutamente nulla. Crosetto sul Corriere. Nel giro di un mese non tutto, ma molto potrebbe essere bloccato. Ma noi facciamo il tifo per la Meloni, che prepara le misure per l'emergenza energia e il confronto con i partiti. Chiaro che in questa mattinata, ditemi anche voi se siete d'accordo o no, ci sono centinaia di WhatsApp al 340 6709 659 che dicono che sono d'accordo con la Lega, che forse è il caso di... Senti bussare? Sì, bussare alla Russia per farci dare un po' di gas, qualcosina, riaprire un attimo. Che ne pensate? Attendo il vostro responso, anche perché in questa seconda parte c'è spazio per i vostri WhatsApp al 340 6709 659, tra poco ve ne leggo, ma anche per le vostre telefonate in diretta. Chi vuole chiamare lo può fare chiamando 0292 94 7222. Sempre sul Corriere della Sera fa impressione il virgolettato Mojtaba Khamenei non è cosciente. Qualcuno scherza dicendo lo stanno facendo parlare con l'intelligenza artificiale, ma non si è sentita neanche veramente la sua voce. Trump dice una notte e addio Iran, quindi un ultimatum altrettanto potente, ma non sarebbe né il primo né l'ultimo che non viene rispettato dallo stesso Trump. L'IDF agli iraniani: non prendete i treni. Questi gli ultimi aggiornamenti dal sito del Corriere, mentre invece vediamo Repubblica. C'è un'aggressione segnalata in apertura del sito di Repubblica. Crema, ragazzo colpito con spranghe e coltelli, muore in ospedale, identificato il responsabile a 17 anni, proprio in apertura dal sito di Repubblica. Poi Teheran, che invita i giovani a formare catene umane attorno alle centrali elettriche, ci manca solo questo. Secondo il Times, Khamenei è in stato di incoscienza. E poi anche Repubblica riprende l'importante intervista con Crosetto, che ha dichiarato: questa guerra è follia. A proposito di follia, per alcuni, anzi per molti, la minaccia di Trump: l'Iran accetti il piano USA o lo distruggo in una notte. Oggi scade l'ultimatum. Questo ed altro sul sito di Repubblica, che parla anche del DL sicurezza, coltelli vietati fuori casa, e già polemica sulla modifica prevista alla norma. E naturalmente la Luna. Artemis ha sorvolato il lato nascosto della Luna. Nessuno è mai stato così distante dalla Terra. Avrete occasione di vedere il tutto sui telegiornali di quest'oggi. Canzone indipendente oggi, mica tanto indipendente, ma è un grande che non posso far finta di niente, signori. È in uscita, in arrivo, l'ultimo album di Ringo Starr. Il nuovo album è il 22esimo, esce venerdì 24 aprile per questa leggenda vivente della musica, batterista dei Beatles dal 62 fino allo scioglimento della band nel 1970. Un giro con la nuova canzone di Ringo Starr, It's Been Too Long. It's been too long.
since we've seen each other. Yeah, it's been too long since we listened to one another. It's been too long since we dreamed mighty dreams. It's been too long since we floated downstream together, together. It's been too long. It's been too long since we smelt the flowers, lost track of the hours, since we hit the heavens rain, since we didn't do a thing. It's been too long, yeah. It's been too long since we were of one mind. It's been too long since we left it all behind. It's been too long since we held on tight. It's been too long since we rambled through the night together, together. It's been too long. It's been too long since we sang a sad refrain. Miss that long black train. Since we trusted what we hear. Since we rose above the fear. It's been too long. It's been too long. Yeah, it's been too long. It's been too long. It's been too long. E come si fa? Come si fa a non essere più che felici quando senti roba buona del genere, e soprattutto sapere che è ancora con noi, canta e sta per uscire con un nuovo album Ringo Starr, il batterista dei Beatles, il 24 aprile, scrivete sul calendario, esce con un nuovo album. 11:14, ora leggo i vostri WhatsApp, se avete qualcosa da dire, da pensare, potete inviarmi il vostro messaggio anche audio, video se volete al 340 6709 659, ma ancora meglio se avete un telefono sotto mano e volete parlare, chiamatemi sul numero fisso 029294 7222. Abbiamo spazio per voi in Segui la Lega. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. Chiaramente davanti ai nostri occhi c'è ormai la manifestazione di sabato 18 aprile alle ore 15. Quest'anno la politica della Lega, questa volta, è che ognuno fa pubblicità come gli pare. Per cui se avete delle belle idee, utilizzateli, come ad esempio, fammela vedere questa locandina che esiste anche di là nella vecchia sede di Radio Libertà, quando ci chiamavamo Radio Padania Libera. Cavolo, Caparini ha messo questo storico volantino della Lega: fermiamoli, arrivano a milioni, fuori dalle palle. Cacchio, ce l'ho ancora, pensa, in redazione, sull'armadio alle mie spalle c'è ancora questo posterone con la nera che dice Vuciulà, il marocchino che ti vende le cose Vucumpra, il Maranza, perché questo alla fine era un Maranza che ti chiede Vustupra, e il drogato Vsballà. E a tutti questi diamo un gigantesco fuori dalle palle. Questo era un manifesto fine anni 80, anni 90, ragazzi miei. Adesso la traduzione in termini più nostrani è padroni a casa nostra. A questa gente rispondiamo con un gigantesco remigrazione.
Imparate bene questo termine, signori, perché lo urleremo sabato 18 aprile alle ore 15 in Piazza Duomo a Milano. Per cui il vostro pensiero deve essere in questi giorni prenotare il pullman che la sezione della Lega a voi più vicina sicuramente organizza per Milano. È una bellissima occasione per essere a Milano, fare questo corteo da Porta Venezia fino a Piazza Duomo, ritrovarci tutti lì con grossi leader europei, ok? Con il gruppo della Lega in Europa che sponsorizza ufficialmente questo evento, ma con gente arrivata dal nord, dal centro e dal sud Italia per dire ok, volentieri gli immigrati sono i benvenuti, ma quelli che lavorano e non quelli che si macchiano di gravi reati. Per loro c'è questo termine che dobbiamo imparare tutti, ma imparare soprattutto a metterlo in pratica. Su questo termine, devo dire, siamo concordi molti, anche all'interno del centrodestra, non soltanto Lega. Il termine è remigrazione. Per cui ben venga a riprendere da parte del grandissimo Caparini, uno dei fondatori di questa radio, i vecchi claim della Lega, ma se avete migliori idee, te l'ho detto, ognuno sta facendo il proprio volantino. La Sardone, ad esempio, ha messo questo: chi non ha paura di tutelare la nostra identità scende in piazza con noi. E chiaramente la Piazza Duomo stracolma di gente. Sabato 18 aprile, ore 15, Milano, Piazza Duomo. Ribadisco e discoriba, sono certo che qualche ideuzza vi sta venendo. Fate il vostro volantino, fate la vostra iniziativa per pompare questa manifestazione di sabato 18 aprile. Non ci vuole niente ormai, la condividete su Facebook e poi me la inviate direttamente qui al 340 67 09 659 per pompare la manifestazione del 18 aprile a Milano. Oggi però è il 7 di aprile, è vero? È il 7 di aprile? Ricorda qualcosa, signori? Devo ringraziare chi me lo ha ricordato, signori, perché tra le tante cose da fare, effettivamente, visto che i giornali, è inutile pensare che ricordino questa cosa. Assolutamente. Grazie a Maria Carla che mi ha ricordato che oggi, 7 aprile, ricorre il giuramento di Pontida. Visto che a Pontida ci siamo stati in molti qualche settimana fa per ricordare il grande capo che se n'è andato, è il caso di riprendere anche questo grande capo che riposa, non è un segreto, le sue spoglie, i suoi resti, le sue ceneri, immagino, perché poi non ho più seguito questa cosa. Pare che i familiari abbiano deciso di cremare il grande Umberto Bossi. Riposa a Cassano Magnago, in provincia di Varese, laddove era effettivamente nato e in molti se lo ricordano ancora adesso. Stiamo leggendo gli appuntamenti da non scordare targati Lega e per chi ci ascolta in diretta, oggi martedì 7 aprile ci si ritrova qua nel fortino della Lega in via Bellerio 41 a Milano. Questa sera, martedì 7 aprile alle ore 21, ci ritroviamo in Sala Miglio per una serata di formazione dedicata ai giovani candidati della Lega alle elezioni amministrative. È una cosa bella bella. Giovani e sono sicuro anche meno giovani, perché ci saranno insegnanti di grande spessore, si ritrovano questa sera, martedì 7 aprile, alle ore 21, presso la Sala Miglio, che è proprio quella che c'è di fronte qui alla nostra emittente, nel fortino della Lega in via Carlo Bellerio 41 a Milano. Bellissima idea per parlare di buona politica, ma soprattutto chi ha il coraggio di metterci la faccia, chi è quasi sicuro di essere eletto, chi non ha molte speranze ma dice io ci voglio essere, voglio pensare al mio paese, alla mia città, ci voglio mettere la faccia. Beh ragazzi, è la cosa più bella
da fare in questo momento. Un altro appuntamento targato Lega mi giunge per sabato 11 aprile, questo sabato alle 17 all'Arengario Carlo Cattaneo in piazza Giovanni Paolo II, in quel di Lazzate, siamo in Monza Brianza, ma anche a 2 passi da Milano, la presentazione della Carta della Lombardia con Massimiliano Romeo, Andrea Monti, ospite Gianluca Brambilla. Lega Lombarda, Carta della Lombardia. Grazie naturalmente al sindaco Andrea Monti, a Gianluca Brambilla, ma soprattutto al capogruppo della Lega al Senato Massimiliano Romeo e capo della Lega Lombarda. Se siete in zona, questo sabato 11 aprile alle ore 17, ci si ritrova a Lazzate, all'Arengario Carlo Cattaneo, per parlare della Carta della Lombardia. Diamo pieni poteri a Roma, più che volentieri, sempre che si mettano d'accordo gli amici di sinistra che stanno litigando pure sui pieni poteri a Roma. Sì, ma li diamo anche a Milano, i pieni poteri, ok? Perché Milano da sempre la capitale economica di questo paese, e se diamo più poteri a Roma, come minimo ne ha bisogno anche Milano. Mentre parlo arrivano tanti WhatsApp al 340 6709 659. Grazie a tutti coloro che ci scrivono in qualunque momento del giorno e della notte, lo dico per i nuovi ascoltatori, non abbiate timore, anche se mi seguite in qualche replica, eccetera, tranquilli, voi inviate il vostro commento alla notizia secondo voi importante o a quella che non c'è sui quotidiani, inviando un messaggio WhatsApp al 340 6709 659, ma anche se c'è qualcosa da commentare visivamente, il benzinaio che ha il gasolio ancora sotto i 2 euro, ragazzi, questa è una roba da collezione, come minimo fotografia e scrivete dove si trova che noi lo pubblicizziamo alla grande. 340 6709 659, memorizzate sul vostro cellulare questo numero. Una legge per proibire i social, ci manca questa cavolata da mettere accanto a tutti i bonus per fare di questo un perfetto governo di sinistra, ci scrive questo, a quanto pare che non vuole proibizioni, pensa subito al Covid, pensa a quelle cose brutte. A Malta, eccolo qua, quello che ci porta il prezzo della benzina. A Malta, costo della benzina 1,34 euro. Grazie. Loro non hanno tutte queste accise, ma noi ci confortiamo guardando i prezzi della benzina in Germania, dove non hanno abbassato proprio con le accise il prezzo, per cui lo si vive pienamente lo stretto di Hormuz chiuso. Oramai lo hanno capito anche i sassi che i 2 coniugi sono innocenti. Questo è per Giulio Cainarca, che ha parlato nella sua trasmissione prima di me della strage di Erba. Se ve la siete persa, ritrovate tutto quanto nel podcast, ricordate, andando sul sito di Radio Libertà nella sezione podcast trovate tutte le trasmissioni principali, e chiaramente è comodo perché in qualunque momento del giorno o della notte potete riascoltarvi la trasmissione o addirittura scaricarvela se parla di un argomento interessante e poi inviarla tramite WhatsApp a parenti o amici. Contento di aver conosciuto lei, Giulio, alla presentazione del libro di Martina Piazza e Felice Manti, Fabio da Milano. E ancora, e noi Pirla aspettiamo le multe alle catene petrolifere. Grande lavoro di Mr. Prezzi. Maurizio, su questo potrei essere effettivamente d'accordo con te, perché questo Mr. Prezzi è assolutamente sparito, anzi apparizioni, non è mai apparso sui quotidiani, non sappiamo chi sia, è un'entità fisica, esiste, non è mai esistito sui quotidiani e ancora oggi non lo si evoca neppure più, quindi pare che sia disperso addirittura Mister Prezzi. Sicuramente noi lo amiamo, perché abbiamo la speranza che si possa fare ancora qualcosa, anche perché altrimenti tutto è destinato ad aumentare, e non soltanto la benzina, ma la speranza sembra incredibile, la speranza è ancora lui, Trump, che ormai ha dato l'ennesimo ultimatum all'Iran. Intanto scrive il Corriere,
Teheran invita i giovani a formare catene umane attorno alle centrali elettriche e quindi l'ultimatum di Trump è stato proprio questo: o si libera Hormuz o distruggiamo veramente tutto. Ed è chiaro che se Teheran adesso mette questi scudi umani intorno alle centrali elettriche che Trump vorrebbe bombardare, la cosa diventa ancora più insostenibile, ecco, nel senso che ammazziamo migliaia e migliaia di persone? Punto di domanda. D'altronde Trump, se non fa questa cosa, come si sblocca la situazione? Punto di domanda. Attendiamo da voi, visto che in questo momento non ho il contatto con Deborah Bellotti, signora delle stelle, penso che si ritrova anche lei su un pianeta per cui non c'è campo, e se avete delle idee da fornirci, anche qui 340 6709 659, non fate assolutamente complimenti perché abbiamo bisogno di voi. Ci fermiamo, certo, perché cosa sta per accadere? Come vi dicevo, è in arrivo un festival di primavera ed è bello pensare a un concerto positivo, soprattutto perché ha in esso una positività molto forte e si dà in beneficenza quello che si guadagna. Un concerto di primavera in programma giovedì 16 aprile alle 20:15 all'Auditorium di Nembro, in provincia di Bergamo. Bene, allora tra pochi minuti apriamo lo studio, come io faccio sempre quando mi venite a trovare nel fortino della Lega in via Bellerio 41 a Milano, dove siamo situati. Apriamo lo studio a chi ha organizzato questo evento e ad alcuni artisti che hanno la bontà di partecipare a questi eventi benefici. Quindi non posso che dirvi: restate con noi, a tra pochissimo. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Anche tu da qualche tempo hai quei fastidiosi dolori alle spalle, alle ginocchia, ai gomiti, alle anche, e il tuo medico le ha classificate come artrosi? Aiutati attraverso ACEUC2. ACEUC2 è il nostro integratore alimentare a base di collagene nativo non denaturato di tipo 2, quello che aiuta le cartilagini a rigonfiarsi di collagene in modo che le articolazioni non si tocchino e non si sfreghino più. È un prodotto completamente naturale, stamattina in offerta speciale per voi. Chiamate subito 030 68 40 408. Vuoi provare il trattamento di 30 giorni? 35 euro. Vuoi provare il trattamento di 60 giorni? 60 euro. Vuoi provare il trattamento di 90 giorni? 79 euro. Ma se acquisti il trattamento di 4 mesi, 120 giorni di trattamento, un prezzo straordinario speciale per voi, se chiamate subito lo 030 68 40 408, dite ho ascoltato Radio Libertà, avete prezzo straordinario, trasporto gratuito e anche uno splendido omaggio. Solo ed esclusivamente adesso, se chiamate subito lo 030 68 40 408. stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
Che ricordi, signori, la musica anni 60, 70, ma ci mettiamo anche gli anni 80, perché poi questi signori non smettono mai di cantare. Grazie a tutti quelli che amano ancora questo genere. Attenzione, non solo quelli grandicelli, 60, 70, 80 anni, ma anche i giovani. C'è un ritorno a questa musica che è forse la più bella, anche da parte dei giovani. Bene, e allora benvengano quando ci sono questi festival che rievocano i bei tempi della musica italiana, a cui ci si ispira ancora oggi in molte canzoni. Un festival che ha nel suo DNA però la voglia di aiutare il prossimo. Di cosa si tratta? Si tratta del concerto di primavera in programma giovedì 16 aprile alle 20:15 all'Auditorium di Nembro in provincia di Bergamo, e con me vi conviene accendere la radiovisione sul vostro computer, scaricate l'app, cliccate TV o andate su Facebook e su YouTube, perché ho bella gente dietro di me, anzi adesso quasi quasi me ne vado perché io sono l'unico un po' brutto. Stefano Testa, direttore artistico. Grazie. Ciao! Buongiorno a tutti. Che bello, lo Stefano Testa con questa camicia con i fiori, figlio dei fiori sei, veramente. Grazie. Allora, la tua pazzia ti ha portato anche quest'anno a organizzare questo concerto di primavera in barba a tutte le crisi, a tutte le menate che stiamo vivendo. La benzina costa sempre di più e non sappiamo neanche se andremo in vacanza perché l'aereo non partirà per mancanza di kerosene, ma siamo ottimisti e vogliamo ascoltare bella musica e vogliamo aiutare il prossimo. A questo punto mi zittisco, sei tu che ci racconti. Assolutamente sì, hai detto delle cose giuste. Aiutare il prossimo in questo caso stiamo aiutando dei ragazzi disabili di Nembro e Gandino, in cui a giorni deve partire il nuovo progetto di Gandino sul centro per questi ragazzi. Ma tutto questo è merito chiaramente dell'organizzazione, ma in primis il primo grazie va agli artisti che vengono tutti gratuitamente a questo scopo, e qui ne abbiamo già 3 in presenza che sono in locandina e io ringrazio veramente col cuore, lo dico sempre, e gli mando anche certi messaggi col cuore perché lo meritano. Allora, fermi tutti perché hai detto una parola magica. Questi artisti vengono gratuitamente. E questa è una cosa che fa specie, perché comunque oggigiorno non si fa niente gratis, soprattutto quando c'è in ballo un artista di un certo livello. Esatto. Per cui subito io propongo un applauso per chi decide di cantare gratis e, ripeto, ci sta smenando perché ha un nome, ha una fama, come si anche fame, ma fama soprattutto, e quindi potrebbe far chiedere benissimo almeno un gettone, si dice così, in maniera un po' figa, per esserci. Quando c'è un progetto benefico, e molto spesso, ma non sempre, l'artista, quello buono, quello bravo, dice no, non mi faccio pagare, vengo a gratis. Stefano, presentali tu a questo punto, perché il merito è soltanto tuo, che ti sei fatto il culo. Mi dici quanti mesi ci vogliono per organizzare questa cosa? Perché poi riunirli tutti quanti lo stesso giorno, nello stesso posto, alla stessa ora, contando, ecco, adesso non voglio dire che non hanno più 20 anni, posso dirlo, questi artisti che sono è solo una sensazione, capito?
presentali. Hai fatto una bella riflessione, perché ci vogliono più di 8-9 mesi. Io già a settembre comincio a lavorare su queste Ha cose. partorito, vedi com'è magro? Ha partorito, Magari. capisci? A me non è ancora successo, ma succederà. E poi appunto riunire certi artisti, perché già il fatto di metterli tutti è già difficile. Io ho la conferma con Gialli, quindi dopo la seconda roba è starci dei tempi, perché poi chiaramente c'è gente che arriva da Milano, non puoi dargli 6-7 minuti, devi dargli almeno un quarto d'ora, 20 minuti, giustamente. Quindi anche lì incastrare con le presentatrici i tempi morti, incastrare le presentazioni di dentro. Allora, Comunque, avete capito che se passerete, io vi direi di cominciare a guardare sul calendario, giovedì 16 aprile, avete impegni alle 20:15? Perché se partecipate a questo evento, non pensate che alle 10 sia tutto finito. no, Questa è una cosa che 11:30 più o vi meno. portano la copertina a un certo punto e poi la colazione più avanti. Quindi una sera non stop con grande musica del passato, ma non soltanto, perché poi ci sono artisti di ogni tipologia. E presentaci di qualcuno. grande livello, diciamo. Allora, Presentaci cominciamo qua qualcuno. alla mia destra, abbiamo Gianni Minuti dei Daniel Santa Cruz. Signori, Gianni Minuti, applauso, tutti zitti, signori, tutti zitti. Una delle canzoni che forse vi siete dimenticati. Francesco, sul cursore fammi vedere anche il video, perché qua io godo ascoltando questa roba che non trasmette più nessuno. Senti. Allora, manca mai Buongiorno, certamente, che dice a un certo punto sempre più in alto, Garappa Bocchino, però col sigillo nero, perché questa cosa, perché se non c'era il sigillo nero non era quel Bocchino. Un sospero abbiamo ascoltato da parte dei Daniel Santa Cruz Ensemble in un video storico, ma soprattutto la storia della musica italiana, cioè se io dico Mezzanotte, chi se la ricorda? È soltanto quelli che hanno fatto la radio e hanno ascoltato la radio in quegli anni, che erano gli anni 70, praticamente. Beh, 80. Un sospiro era degli anni, era il 75, ma c'era quella da cui noi abbiamo dedicato veramente molta attenzione sul testo, che veramente abbiamo pensato o in italiano, in inglese, in francese, che era Soleado. E quindi tutti in coro. No, hai sbagliato l'ultima parola, Sammy. No, L'ultima parola è una O un po' più chiusa. Esatto, ok. Esatto. C'è Francesco in regia che dice questi sono impazziti completamente perché non ha vissuto quegli anni e giustamente non è facile, dobbiamo riconoscerlo, trovare radio che ancora mandano in onda questa musica. Gira, ma gira perché lo vogliamo noi, gira nelle nostre compilation, gira sulle radio perché la richiediamo noi. Adesso sono di moda ancora, sono tornate le richieste musicali, ragazzi, su alcune radio. Incredibile, si torna indietro perché le radio di oggi altrimenti non ti cagano. Mettono sempre le solite 20 canzoni, i soliti 20 artisti, quelli che pagano,
Per cui gli ascoltatori si sono rotti i coglioni, hanno detto bene, adesso le richiediamo noi queste canzoni, per cui se accendete radio come Birichina o altri ancora, guarda un po' i Daniel Santa Cruz Ensemble, li sentite perché vengono Era richiesti. mezzanotte. Mezzanotte, dov'è? No, Linda Bella Linda, quella, Ecco, Sanremo. Linda Bella Linda. Guardala qua, guardala, aspetta, adesso c'è la pubblicità del gatto, faccio sentire, perché qui abbiamo, guarda, addirittura è arrivato l'amministratore, gli avete fatto scendere la lacrimuccia di quando era giovane e cuccava alla grande. Soleado, vedi, quando cuccava la stragrande gliela cantava la sua fidanzatina. Quella funzionava, di la verità. Ma certo, anche se non capivi anche niente. con la bottiglia taroccata, che tu poi la fermavi, sono te. Sentiamo tira sul cursore all'alla. Questa è stata premonitrice però, Per radio e per televisione è stato in crisi, scioperi a ripetizione. Ma cosa succede? Che gran confusione. Le tasse, il bollo, l'IVA, la carne congelata, rapine e furti a domicilio. Ma siamo il paese più bello del mondo. Lavorare, ogni sciopero a che vale, ma si fa per vivere. Alla, è sceso giù in città, le mani al cielo e Allah ci aiuterà. Allah, la lira se ne va. In tutto il mondo c'è sete di petrolio. Chiaro che io strumentalizzo tutto e quindi vedo come una sottomissione questa cosa a una certa religione, ma loro erano ancora più avanti, Daniel Santa Cruz Ensemble in quegli anni all'Allah, e era una previsione di quello che sarebbe la nostra sottomissione al petrolio, ai paesi del Golfo, a questi che ci comandano. Guarda caso, siamo ancora, guardate, in questo momento c'è Lorenzo in redazione che sta piangendo davanti al televisore mentre ci sta guardando. Grazie Lorenzo, poi vi beccherà l'uscita per intervistarvi tutti quanti e non pensate di scappare. Siete stati veramente maghi. Infatti mi pare che Minuti abbia aperto uno studio di cartomanzia da quel giorno, per cui avete problemi d'amore, affari, lavoro, e Gianni Minuti può aiutare. Basta che non mi danno lo stesso gettone che mi ha dato Stefano. E gli ho detto, ma lo dai un gettone? Sì, ma te quello per lavare la macchina. Vabbè, make niente. Senti, a parte gli scherzi, questo era soltanto per ricordare che cosa significa fare musica tutti insieme quel giorno, il giorno del concerto di primavera, giovedì 16 aprile alle 20:15 all'Auditorium di Nembro, provincia di Bergamo. Non ci sono soltanto i bei ricordi di Gianni Minuti e i Daniel Santa Cruz Ensemble, ma, e quindi di nuovo la parola a Stefano Testa, che è il direttore artistico di questo evento, abbiamo anche il maestro Rodolfo Maria Gordini. Applauso! Venchi, fate vedere, signori. Dov'è? Fate vedere, dove vuoi, qua, là, su, giù. Quanto tempo? Quanto Sembra tempo. l'altro ieri, invece ieri. prima, dai. Perché ci siamo trovati tanti anni fa, io e Rodolfo, per qualche evento in Brianza, eccetera. E poi pian piano ho imparato a capirti musicalmente, ma anche artisticamente, perché Rodolfo Maria Gordini, non è che sei diventato famoso ultimamente, ma hai avuto dei palchi importanti. Vogliamo citare quello su Rai, cos'era? Rai 1, Rai 2? La morte di Luciano Pavarotti, il Pri Italia, certo, un legame. Io ero un po' un disturbatore, quello che ha creato la confusione, unendo la lirica col pop, di conseguenza mi hanno un po'... Sai cosa vuol dire, no? Allora, tu hai creato il lyric pop,
pop, sei Esatto. pioniere e inventore del lyric pop che poi ha influenzato artisti e gruppi proprio come Andrea Bocelli, certo, Progetto certo, Pavarotti and Friends, lo I stesso nostri gruppo giovani ragazzini, i nostri Il volo, Volo. tutto, certo. Alla fine gli hai dato tu l'idea, è bello, Ma dici, soprattutto, grazie e ci vediamo, no? soprattutto al grande Arrigo Pola, che era il maestro di Luciano, questo è da dire, perché quando tornai da una tournée, prima facevo solo opera, tornai con quest'idea fui cacciato in malo modo, vergogna, la voce lirica, invece, però Luciano, che non è stupido, nel 92, 2 anni dopo, fece il Pavarotti and Friends, e questo ha fatto sì che la mia idea non era poi, io volevo portare i giovani Capite? questo è, poi questo, il resto mancia. il resto E mancia. poi quando ti ricordi Radio Italia anni 60 che tu conducevi lì, Sì. avevamo fatto, anzi approfitto perché mi è venuto proprio in mente questo, in questo evento porterò il brano che era la colonna sonora di Umberto Bindi, il nostro concerto. Porca ragazzi. E capisci, ci riguarda a me e a te e a tutti. Mamma mia, bei ricordi. Questa è Vabbè. la sorpresa che mi ha Sì. detto a me in macchina prima. Sì, Niente male. Intanto stiamo sbirciando su Facebook uno dei suoi ricordi musicali. Sul cursore facci sentire il Nessun Dorma. Vai, dal vivo, C'è ancora il video, l'audio, c'è ancora il video, la contaminazione. Esatto, siamo stati contaminati ormai da Daniel Santa Cruz Ensemble, ma perché giustamente, no? Rintentiamo c'è un motivo, sul cursore, vai, vediamo se appare. Sì. Eccolo qua. Rodolfo Maria Gordini, cercatelo su YouTube, sugli store digitali. Approfitto perché il giorno 10, tra 2 giorni, venerdì, venite alla Villa Reale di Monza perché facciamo un evento benefico per la Croce Rossa italiana. Quindi assolutamente lì vi aspettiamo. La parola magica. Dalle 19 in avanti vi aspettiamo nel parco della Villa di Monza, che è così. Ecco, questo ve lo, a prescindere, è una cosa che ci tenevo. Stupendo. Allora, va bene. Capisci anche questa gente che ha un amore gigantesco per il territorio, per la Brianza in questo caso, ma in generale per la zona di appartenenza, e questo è bellissimo perché poi alla fin fine la gente ti riconosce, cacchio sì, e poi è stato anche in passato su reti importanti, Sì, vabbè, il senior, io me lo ricordo. Ci si può tornare, ma bisogna vedere se ti piace l'idea. A me un po' meno e quindi è difficile, però le cose vere le facciamo. Qui c'è gente che mi ha portato in Kazakistan, dove abbiamo realizzato eventi con 100.000 persone. Buon Savino, che è qui di fianco a te. La musica italiana, gli artisti veri, presto anche Gianni col suo progetto avrà giustamente un importante ruolo. Quindi lasciamo stare le televisioni. Si preferisce altre cose. Bravo. Guarda che non sei il primo che mi dice questa cosa. Abbiamo intervistato Bobby Solo l'altra settimana, ecco, appunto, Bobby, e ha detto certo. Bobby Solo che possa essere volgare, cazzo che ci torna a Sanremo, perché fa volentieri a meno di questi Sanremi, no? Che guardano soltanto i follower, e invitano cani e porci, basta che abbiano i follower. Dai, I concerti si fanno e devono essere porci, piacevoli, cani no. Devono essere piacevoli, altrimenti non si fanno. Testa, avanti prossimo, perché qua ragazzi abbiamo un fracco di bella gente. Vorrei un saluto particolare, una presentazione particolare anche a Marco Damioli, Madde Karma, che fra l'altro mi sta dando una grandissima mano a organizzare le cose. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Bene, grazie Stefano. Sì, quest'anno
mi sono messo alla sua destra perché io sono mancino e lui mi ha dato il gettone, eccolo qua. Un vecchio gettone della cabina telefonica, ma questo dove te lo metti? Non si usa più da nessuna parte È un ormai. ricordo perché io abitavo qui vicino a Via Gluck. Perché vai nella cabina, adesso se c'è ancora la cabina ti trovi i libri, Esatto. Quindi sei lì che dici adesso C'è più che il cazzo telefono, faccio? no, per il cellulare. No, stavo dicendo che comunque quest'anno ho aiutato molto Stefano per quanto riguarda il concerto di primavera e insomma penso di aver fatto bene e me lo auguro. Io ci metto sempre il cuore e l'anima e lui lo sa, e penso che quello che potevo fare l'ho fatto in tutti i concerti che ho partecipato anche come artista, come cantante, e poi le ultime volte addirittura l'ultimo duetto fu con Livio Macchia, che purtroppo ci ha lasciato l'anno scorso. Tiramelo fuori questo coso, dai, scrivi qua dove è possibile. Come? Via WhatsApp me l'hai mandato a me? È quello che abbiamo trasmesso in apertura, forse, mi sa che di sì. Un alter? Aspetta. No, quello allora. È quello lì. Allora aspetta che lo rimandiamo perché l'abbiamo mandato proprio in apertura e te lo rimando più che volentieri, anche perché sono ricordi bellissimi, non soltanto di questi artisti che hanno lavorato insieme, ma di tutti voi che ci avete passato la vostra giovinezza. Sul cursore andiamo anche in video con questo ricordo. Allora, sono ricordi bellissimi di chi ha vissuto quegli anni, ma anche chi li ha vissuti di rimbalzo, come noi anche che abbiamo fatto radio. Nel mio caso ho fatto tanti anni a Radio Italia anni 60 e questi pezzi li masticavamo anni fa dalla mattina alla sera, poi si è tutto un po' snaturato ultimamente, non è più come prima, però li ricordiamo e come grazie in questo caso ad artisti che si sono riuniti in questo concerto di primavera negli anni passati e li hanno portati sul palco per voi. Mark dei Karma, siamo al 10° concerto, mi ricorda Mark, ricordiamo anche qualche nome di chi non è più tra noi. Allora, gli ultimi che giustamente Pasquale Canzi dei Nuovi Angeli, che non ce l'aspettavamo così all'improvviso, è mancato poche settimane fa, e poi abbiamo pensato anche di ricordare Livio Macchia, Tonino Cripezzi, Camaleonti, insomma sono state delle figure importantissime. E poi Gianni Calabria, che è stato il batterista dei Bisonti. Poi abbiamo anche pensato a Marco Bertaggia, che è stato un chitarrista dei Bisonti, e poi Vanni Comotti, che è anche un grande batterista che ha partecipato a tutti i concerti di primavera, insomma, e poi
sono qua tutti nel cuore, come abbiamo... Applauso, perché sono nei nostri cuori, nei nostri ricordi più belli e partecipano alla nostra vita ancora quest'oggi, non moriranno mai. Questo concerto c'è anche da ricordare che nasce grazie a Santino Martoscia, che appunto circa 15 anni fa ha avuto questa idea di unire la musica insieme a Livio Macchia, che ha partecipato a tutti i nostri concerti, compreso l'anno scorso che non poteva venire perché non stava bene, ha fatto un video con suo figlio Livietto e è stato trasmesso durante il concerto. È stata una roba da piangere veramente. Lo immagino. Senti, allora diamo l'appuntamento ufficiale per chi ci ascolta da tutta Italia, no, ma per chi ci segue dalla Bergamasca o da Milano o da Brescia, l'appuntamento c'è e bisogna rispettarlo, magari portando anche i vostri figli, i vostri nipoti, perché è una festa di divertimento con musica davvero di tutti i tipi. E c'è anche Marco Ferradini con sua figlia. Assolutamente sì, infatti. Ragazzi, Marco lui Ferradini! Teorema e tutte le dici Lupo niente. Solitario, eccetera, tutte le canzoni. E c'è anche sua figlia Marta, con Marta Bravissima. Rosso, che fra l'altro ha anche presentato un libro circa un mesetto fa, di cui io sono stato anche onorato di averlo con l'autografo e tutto. Sono tutte emozioni, veramente storie della musica. Abbiamo qua dei grandi maestri di esempio. Marco domani sarà, Esatto. noi divertiti, domani sarà questi appuntamenti dove andiamo una volta ogni 15 giorni a stanare gli storici e si raccontano in dietro le quinte. Quindi domani sera proprio Marco Ferradini sarà con me in quel di Vizzolo Predabissi alla loggia. Veniteci a trovare perché sono appuntamenti. E dici niente, ragazzi. Andiamo a toccare quello che ci è rimasto nel cuore. Quindi non è una serata di musica live, è una serata importante per tutto quello che riguarda ciò che siamo e siamo sempre Stefano, stati. siamo in chiusura e fai un riassunto allora, nomina i nomi effettivamente di chi al momento ha dato l'ok, ma poi magari ci sono anche delle sorprese, attenzione. Chiaramente l'ok è già stato dato da tutti a tempo debito, perché altrimenti la locandina non si sarebbe potuta fare, perché non vogliamo dare i nomi i cui non ci sono. Vado giusto in ordine. Innanzitutto vorrei ricordare anche Cristina Sporeni e Maria Silvia Calvino Ramaccio, che sono le nostre presentatrici. E li salutiamo. Assolutamente, da moltissimo tempo. Poi, andando proprio in ordine, c'è il coro dei Liberi Suoni, che sono un coro di ragazzi disabili accompagnati da qualche educatore, che faranno 4 canzoni. Poi abbiamo appunto, come dicevi, Marco e Marta Ferradini, quindi abbiamo veramente la storia. Abbiamo Gigi Follino del gruppo italiano, che lo cantavano Tropicana, Anni Ruggenti, quindi altri artisti. Purtroppo ci ha lasciato Pacchi, come sapete, poche settimane fa. Un grosso ricordo, anche lui gli ultimi anni ha sempre partecipato. Poi abbiamo Gian Pieretti con Amica Info, ricordiamo la canzone Pietre, La Via dell'Est, eccetera. Poi abbiamo Ricchi Anelli, che è una ragazza di Bergamo, che poi ha partecipato anche a Sanremo. Abbiamo Mar dei Karma qui presente, Rodolfo Mediagordini maestro, Giorgio Fico Piazza, bassista della PFM degli anni 70, quindi ancora tanta roba. Gilberto Ziglioli, che l'abbiamo visto prima mentre girava il video, Pino D'Isola, abbiamo tutta la Ciao Pino! Esatto. Abbiamo Gigi e Roberto Colombo con Giorgio Sant'Andrea, che sono, e Riccardo Campagno, che faranno la nostra base strumentale. Ricordo che è tutto dal vivo, non abbiamo chiavette, eccetera, eccetera. Abbiamo Altri, che è una signora di Nembro che fa Renato Zero. Abbiamo Gli Alibi, che è un gruppo di Nembro di cui fa parte anche mio fratello, tra l'altro. Dopo 20 anni, sulla mia scossa, sono tornati a fare qualche canzone. Poi abbiamo appunto il grande maestro Gianni Minuti dei Daniel Santa Cruz Ensemble, che abbiamo visto prima. E poi abbiamo Desiree Bresciani, che è una ragazza ceca di Nembro, e abbiamo dato lo spazio anche a lei, che canterà Selli. Applausi a tutti, veramente, signori, applausi alla solidarietà, perché lo vogliamo ricordare che il ricavato di questo evento, il ricavato appunto come abbiamo detto prima, va a tutti i ragazzi del CDD di Nembro e di Gandino. CDD perché Centro Diurno Disabili, e quindi il ricavato va tutto a loro. Grazie. Inoltre, niente, signori, è la cosa più bella. Un altro grazie vorrei aggiungerlo appunto a Lorenzo Tagliafico e Beppe Mazza, che sono i nostri fonici,
che ci dà sempre una mano, e Enzo Viscuso, che è il nostro fotografo, e Marco Pellizzari di Luce Live Music, che quest'anno avremo anche la fortuna, col permesso del comune, perché prima non si poteva fare, di aggiungere qualche luce in più e dare un po' di folklore. Vedete come si può fare squadra con tanta pazienza, a gratis si dà una mano alla disabilità, e questa è la cosa più bella, e soprattutto anche a chi non ha più 20 anni. Ci fermiamo ringraziando anche gli amici che ci stanno scrivendo. Mary ad esempio ha scritto: questa è musica, non quelle canzoni lamentose di oggi. Grazie. Sono parole sante, ma i programmatori musicali delle radio, quelle fighe, queste cose non le capiscono. Loro capiscono solo questo, il rumore dei soldini che gli arrivano. Va bene, ci fermiamo ringraziando tutti i nostri ospiti, ma dando l'appuntamento, appunto, come prenotare, un ultimo 30 secondi, come prenotare questo evento giovedì 16 aprile ore 20:15 all'Auditorium di Nembro. Ci si presenta direttamente? Allora, è meglio fare una telefonata prima al bar Gherim di Nembro, sito proprio in Piazza della Libertà, dove verrà fatto appunto il concerto, per capire anche quanti posti sono stati a disposizione. Quindi fate un colpo di telefono prima, perché siamo agli sgoccioli. Perfetto. Non perdete tempo, signori, non perdete anche la canzone che arriva. Facciamo così, Francesco, mandiamo sigla di chiusura e poi il pezzo che mi avete appena inviato. Che c'è dentro? Cos'è che c'è dentro in questo video? C'è lo zucchero? Allora, è stata una cosa scelta da me e dal maestro Rodolfo, è molto bella, Miserere, che comunque è la canzone di Pavarotti. Io giustamente non faccio Pavarotti perché lo farò dopo, però faccio un discreto Zucchero Fornaciari, che è un bravissimo cantante. Mark dai Karma, grazie Grazie a ragazzi. tutti. Alla prossima. Avete ascoltato Potere al Popolo.